Si è svolta oggi l'autopsia sul corpo di Matteo Cecconi, il diciottenne trovato senza vita nella sua camera lunedì scorso. Ad eseguirla all'ospedale di Bassano il professor Stefano Del Rico dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste su incarico del pubblico ministero Gianni Pipeschi. L'esame autoptico è un passaggio fondamentale per fare chiarezza sulle cause della morte dello studente dell'ITIS Fermi, una tragedia sulla quale ci sono ancora troppi punti di domanda. Il professor Del Rico ha disposto tutti gli approfondimenti del caso, compresi gli esami istologici e tossicologici, per fare finalmente chiarezza sul decesso del giovane. Perché è morto Matteo? Che cosa ha provocato la morte di questo studente modello, rappresentante d'istituto con 1000 passioni? Ha effettivamente assunto qualche sostanza o qualche farmaco? Un gioco, una strana sfida finita male? La famiglia, gli amici, la scuola, tutti hanno bisogno di capire, hanno bisogno di risposte. Perché è morto Matteo? Al momento tutto è ancora inspiegabile, anche se l'ipotesi dell'avvelenamento sembra ancora essere la più accreditata. Ma per avere risposte precise serviranno i risultati degli esami disposti dal medico legale, risultati che arriveranno tra un paio di mesi. Solo allora si potrà avere un quadro più preciso di quanto accaduto a Matteo.